MXGP Sardegna. Analisi e risultati chiave. Vi siete mai chiesti cosa succede quando la sabbia sarda diventa il palcoscenico di imprese mozzafiato e ribaltamenti di fronte inattesi nel campionato mondiale motocross? Preparatevi ad un racconto al cardiopalma direttamente dalla sabbiosa Sardegna, amici appassionati di motocross. Il Gran Premio di Sardegna MXGP 2025 a Riola Sardo è stato un vero e proprio rollercoaster di emozioni, con risultati tutt'altro che scontati. Nella classe regina MXGP abbiamo assistito a gare dalle 1000 sfaccettature. La prima mancia è stata un'esaltante cavalcata solitaria di Lucas Koenen, che ha conquistato la sua prima, storica vittoria nella classe regina. Incredibile a dirsi, il giovane talento si è persino permesso una caduta a soli 3 giri dalla fine, ma con nervi d'acciaio si è rialzato e ha tagliato il traguardo per primo. Un'impresa memorabile per il team Red Bull KTM Italia. La seconda manche, invece, ha avuto una trama molto più movimentata. Jeremy Seewer su Ducati ha replicato la sua fulminea partenza con un'altra doppietta di Aleshot. Poi, il ritorno di un'autentica leggenda, Jeffrey Herlings su KTM Austria. Dopo 6 lunghi mesi di assenza, lo abbiamo visto issarsi in testa per ben 3 giri, un momento davvero emozionante e commovente. Nonostante una condizione fisica ancora precaria, ha concluso al 7° posto. Ma le sorprese non finivano qui. Un contatto in partenza tra Lucas Koenen e Tim Gajser ha scombussolato le carte. Mentre Gajser ha iniziato una furiosa rimonta che lo ha portato al 2° posto finale, Koenen è caduto, ripartendo ultimo per poi ritirarsi dopo 7 giri. A quel punto, la leadership è passata per 3 giri nelle mani di Isaac Gifting su Yamaha, prima che il tenace Romain Febvre su Kawasaki prendesse il comando, resistendo al ritorno di Gajser e conquistando una vittoria sofferta ma meritata. E le ripercussioni sul campionato non si sono fatte attendere. Tim Gajser resta saldamente al comando, ma Romain Febvre lo tallona ora al 2° posto, superando Koldenhoff, mentre Lucas Koenen si attesta in 4ª posizione. Ma l'adrenalina non è mancata nemmeno nella classe MX2. La prima mancia è stata scossa dalla caduta di Sacha Koenen al 12° giro. Il giovane belga, dopo aver conquistato il suo solito Aleshot e guidato davanti a De Wolf e Adamo, ha visto sfumare un risultato che sembrava ormai acquisito. L'errore ha spianato la strada al campione del mondo in carica, Kay De Wolf su Husqvarna, che ha conquistato la vittoria davanti a Camden MC Leland su Triumph e Simon Langenfelder su KTM. Da segnalare il piccolo brivido all'ultimo giro, con MC Leland pericolosamente vicino a De Wolf. Gara 2 è stata un susseguirsi di emozioni. Andrea Adamo su KTM ha centrato l'Aleshot e ha mantenuto la testa per 3 giri. Kay De Wolf, dopo aver superato Adamo al 4° giro, ha guidato la manche fino al 9° giro. Ma al 10° giro c'è stato un nuovo colpo di scena. La caduta di De Wolf ha riportato Andrea Adamo in testa. Ma l'olandese non si è dato per vinto. Con una rimonta spettacolare, ha ripreso la leadership proprio all'ultimo giro, conquistando una doppietta incredibile. Andrea Adamo ha chiuso al 2° posto, seguito da MC Leland e Sacha Koenen. Il Gran Premio di Sardegna MX2 si è quindi concluso con la vittoria assoluta di Kay De Wolf, davanti a Camden MC Leland e Andrea Adamo. Questo intenso weekend ha visto la tabella rossa del campionato MX2 cambiare padrone per ben 3 volte. È passata da Liam Everts a Simon Langenfelder e infine è tornata saldamente nelle mani di Kay De Wolf, grazie a questa strepitosa doppietta. Adamo si trova ora a 14 punti dalla vetta, con i primi 3 piloti racchiusi in soli 10 punti. Un campionato apertissimo. Per Sacha Koenen, nonostante una guida spettacolare, la Sardegna è stata una trasferta da dimenticare, complice la caduta in gara 1. Non è andata meglio ai piloti italiani della Honda HRC, Ferruccio Zanchi e Valerio Lata, che hanno concluso oltre la 10ª posizione. Ma non c'è tempo per riposare. Il mondiale motocross MXGP ci aspetta già il prossimo weekend ad Arco di Trento, per il Monster Energy MXGP del Trentino, sul leggendario circuito Il Ciclamino di Pietramurata. E l'emozione è alle stelle per il possibile ritorno in pista di Antonio Cairoli. Restate sintonizzati per nuove battaglie infuocate. Con Kay De Wolf nuovamente in testa e un campionato MX2 così combattuto. Chi riuscirà a spuntarla nella prossima tappa ad Arco di Trento e quali altre sorprese ci riserverà questa entusiasmante stagione 2025?